Si può privatizzare in tanti modi, o in maniera esplicita o si può privatizzare, come si sta facendo in tutto il paese peraltro, anche attraverso la privatizzazione dei rapporti di lavoro, mantenendo a questo punto una falsa programmazione, un falso controllo pubblico. Quando tu hai privatizzato i rapporti di lavoro non controlli più niente. Il rischio privatizzazione, per cui la CGIL è in presidio a Venezia davanti alla Regione, è la riforma dell'ambito territoriale sociale, i cosiddetti ATS che pianificano e programmano i servizi sociali dei comuni. Sul tavolo del Consiglio c'è un progetto di legge che prevede la costituzione giuridica degli ATS in consorzi o aziende speciali, trasformandone i lavoratori, sostiene il sindacato, da dipendenti pubblici a dipendenti del settore privato. Questo vuol dire che si può pescare da qualsiasi contratto del terzo settore e soprattutto vuol dire che i lavoratori che dopo anni di precariato di lavoro nella cooperazione sociale finalmente sono riusciti a fare dei concorsi si trovano a un certo punto a perdere questo status, viene loro impedito addirittura di poter operare e trasferirsi per mobilità, ma dovrebbero rifare un concorso e quindi è il passo del gambero. Per l'utenza invece che conseguenze ci sarebbero? Certo, le prestazioni sociali continueranno ad essere erogate, il punto qual è? Dipende anche da quale contenitore giuridico tu vuoi dare ai nuovi ATS, perché con l'azienda speciale ad esempio è prevista la possibilità di trasformare questi soggetti da soggetti pubblici a società per azioni. In Consiglio è stato presentato un emendamento per garantire tutele giuridiche ed economiche ai lavoratori, ma non è l'unica questione che anima il dibattito. Un altro dato fondamentale è quello che si vanno a togliere i poteri ai sindaci e quindi ai comuni, verrà tutto deciso da un ente superiore, un ente terzo, un ATS, quindi un ambito territoriale sociale, sconosciuto al cittadino e quindi si allontana ancora di più la decisione e le informazioni da dare al cittadino rispetto ai servizi sociali che sono essenziali per la cittadinanza rispetto appunto alle reali necessità del popolo.